Maschere terribili che incutono ancora oggi timore e paura e che affondano le loro origini in un passato precristiano in cui i riti dionisiaci sottolineavano lo stretto legame che esisteva tra le comunità della Sardegna centrale che vivevano di pastorizia e agricoltura, la natura e gli animali domestici e selvatici che popolavano l'isola. Sono le maschere tradizionali barbaricine dell'Oristanese che questo pomeriggio hanno sfilato per le vie di Nuoro, un appuntamento ormai fisso del Carnevale di Barbagia che propone i riti carnascialeschi in 16 comunità del centro Sardegna. Tanti nuoresi e turisti che hanno voluto assistere a questo rito liberatorio che precede il periodo austero e penitenziale della Quaresima. Maschere che, al pari dei costumi tradizionali, rappresentano il deposito di un passato in cui mito e realtà erano indistinti e che l'avvento del cristianesimo non ha cancellato, ma per secoli confinato all'interno di un determinato evento come il Carnevale. Un momento in cui la memoria dei riti pagani riaffiora per dar vita ad uno spettacolo che non lascia mai indifferenti gli spettatori. Alla sfilata per le vie del capoluogo barbaricino hanno partecipato Sos Colonganos di Austis, Urtos e Buttudos e Sas Máscaras Limpias di Fonni, Sos Tumbarinos di Gavoi, Mamutones Soadores di Mamoiada del gruppo Azzeni, su Maimone, su Murronarzu e Sos Intintos di Olzai, su Bundu di Orani, Sos Turpos di Rottelli, Sos Merdules Bezzos de Ottana, Maschera Gattu e Maimone di Sarure, Isarestes e Surzu Prettistu di Sorgono, Sos Mamuzzones di Samugheo. Oltre alle maschere barbaricine hanno sfilato anche Sarantantira Casteddaia, maschera tradizionale di Cagliari, e i tamburini e trombettieri città di Oristano che hanno in mano la sartiglia. Il corteo, partito da Piazza Sardegna, ha raggiunto, dopo aver attraversato via la Marmora e il corso Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele che ha ospitato una grande festa collettiva con musica e balli sardi curati da Carlo Boedu. Domani, domenica 1 marzo, invece è in programma la sfilata dei carri allegorici, una manifestazione intitolata Carotas in Sas Carreras Nugoresas, il cui inizio è previsto alle ore 16 con partenza da Viale del Lavoro.